Torna in città domenica prossima allo Stadio Seneto lo storico derby Akragas-Licata esattamente dopo 10 anni. L'ultima volta fu proprio nella stagione 2013-2014, sempre in Serie D. Oggi la buona notizia a seguito di una riunione fruttuosa avuta tra la vicepresidente Roberta Lala dell'Akragas e il questore Emanuele Ricifari per far sì che i tifosi licatesi possano essere presenti anche al Seneto, anche seppur parzialmente. La questura ha concesso l'ingresso solo per 150 tifosi licatese nel settore degli ospiti, pertanto sono già disponibili i biglietti, 110 di esse per i tifosi da 17 anni in su, mentre altri 50 per i giovani e le donne fino a 16 anni. Il questore ha messo davanti a sé i vertici delle due squadre, i suoi dirigenti in servizio a Licata per ottenere quello che sembrava impossibile fino a ieri, la promessa da parte degli ultras licatesi di lasciarsi andare a episodi di violenza. Il questore in tal senso è stato abbastanza esplicito: in caso di disordini al via i DASPO e in poche ore scatteranno immediatamente le denunce e quindi l'interessato potrà dire addio a qualunque manifestazione sportiva e la presenza per anni a eventi sportivi. Questa decisione rappresenta ovviamente una grande responsabilità per tutti, nonostante l'osservatore sportivo avesse detto no alla presenza dei tifosi licatesi ad Agrigento. Le forze dell'ordine di Licata hanno anche incontrato il presidente del club giallo-blu Alfonso Di Benedetto, pertanto dopo 17 anni il Super Derby vedrà presente le due tifoserie allo stadio. Anche il club giallo-blu ha rilasciato una nota tramite i propri canali ufficiali. L'obiettivo, come anche per la società biancazzurra, è quello di riuscire a lavorare di comune accordo per non incorrere nella chiusura del settore ospite e nel divieto di trasferta per i tifosi ospiti. Ricordiamo qualche giorno fa l'appello dell'ex presidente Giavarini, originario di Licata, affinché ci fosse un momento di unione tra le due tifoserie dopo tanti anni. Oggi finalmente qualcosa di diverso avverrà.